Mobilitazione unitaria di CGIL, CISL e UIL per rivendicare i provvedimenti da inserire nella legge di bilancio. In piazza precari, lavoratori, ex mobilità in deroga, giovani e pensionati chiedono interventi concreti. 1 migliaio di persone ha partecipato a Riace alla manifestazione per esprimere solidarietà al sindaco lucano dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta della magistratura sull'accoglienza. Intanto martedì il sindaco sarà interrogato dai PM. Almaviva accoglie l'appello del governo e blocca per il momento il trasferimento di 74 lavoratori da Milano a Rende, attesa per l'incontro al Ministero. Il presidente della giunta regionale illustra a Cosenza il progetto del nuovo ospedale e ne indica la sede, Vaiolise, anche se il ventaglio di ipotesi prevede 3 possibili siti. Entro il 31 dicembre la decisione definitiva. Dopo 3 giorni individuata la perdita d'acqua a Catanzaro, disagi per i cittadini del centro storico. In giornata la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Anche la Calabria ha aderito alla manifestazione nazionale Io non rischio, promossa dalla Protezione Civile per informare i cittadini sulle buone pratiche da adottare in caso di calamità naturali. 30 stand allestiti, degustazioni di vini e prodotti tipici, taglio del nastro della 37esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici, numerosi visitatori che nella prima serata hanno affollato il suggestivo borgo. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano i temi del lavoro, sindacati, lavoratori disoccupati in piazza in tutta Italia per chiedere al governo nazionale, alle prese con la redazione della manovra di stabilità, interventi decisi in favore dell'occupazione, della previdenza, del welfare e della sanità. In Calabria una giornata particolarmente sentita, i sindacati chiedono al governo regionale di trovare soluzioni alle numerose problematiche che affliggono la popolazione. Tra i manifestanti anche i lavoratori in mobilità in deroga che lamentano le distorsioni del progetto Tirocini. Gianluca Pasqua. Le bandiere di CGIL, CISL e UIL insieme in piazza in tutte le province italiane a sostegno dei tavoli di trattativa in corso con il governo. Insieme ai lavoratori, i sindacati rivendicano i provvedimenti da inserire nella legge di bilancio in materia di lavoro, previdenza, welfare e sviluppo. Noi ci stiamo battendo perché la legge Fornero sia più flessibile, vengano introdotti dei meccanismi di maggiore elasticità che finora sono mancati e con questo impedendo anche un ricambio del turnover per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, oltre ai vari temi della previdenza complementare, della separazione della previdenza dall'assistenza, tutte questioni che CGIL, CISL e UIL a livello nazionale stanno sottoponendo al governo da più tempo. Servono maggiori risorse per l'occupazione giovanile, per gli ammortizzatori sociali, il congelamento dell'innalzamento automatico dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita, un meccanismo che consenta di costruire pensioni dignitose per i giovani che svolgono lavori discontinui. In Calabria, essendoci una situazione ancora più acuta, abbiamo tutto questo problema, questo fenomeno del precariato. I lavoratori in mobilità in deroga giustamente aspettano da mesi di essere pagati dopo le politiche attive e i tirocini che sono partiti già da giugno e credo che debbano meritare di avere una risposta intanto con il saldo dei pagamenti, e poi bisogna lavorare perché anche in Calabria si utilizzi questa giornata nazionale che noi chiediamo al governo di avviare nell'ambito della seconda fase di confronto che si aprirà da lunedì con il tavolo nazionale su temi che non riguardano solo le pensioni e quello che è stato fatto da questo governo rispetto all'innalzamento dell'età pensionabile, ma anche su questioni che riguardano soprattutto i giovani, che è il tema principale che noi abbiamo soprattutto nel Mezzogiorno, ma anche il tema degli investimenti. Questi i temi in comune con l'intera nazione. In Calabria però la situazione è ben più grave che nel resto del paese. Qui si sommano le rivendicazioni particolari per il nostro territorio e l'esigenza di avere risposte immediate dalla regione. Oggi abbiamo 4.600 persone, non ci prendiamo in giro, o si adottano le cose che abbiamo fatto anni fa per quei 7.300 lavoratori socialmente utili di pubblica utilità che sono stati poi stabilizzati, oppure rischiamo di far fallire
una cosa che abbiamo ben costruito come sindacato anche con la Deputazione calabrese, perché la contrattualizzazione di questi lavoratori che da 20 anni fanno un lavoro importante, utile per le comunità locali, ma che a questi non è stato mai versato un contributo, questi hanno sempre lavorato in nero all'interno della macchina dello Stato, a questi lavoratori la risposta va data in termini seri. Fin qui la voce dei sindacati che filtrano l'urlo disperato dei lavoratori. Eccone uno che tocca con mano le difficoltà e subisce il malfunzionamento del sistema che dovrebbe invece supportarlo. Per me è stata una grande delusione perché 15 giorni fa la dottoressa Roccisano qua a Piazza Settembre ci ha fatto una promessa che era tutto firmato, tutto a posto, prima del 15 sarete pagati. Però non abbiamo, ora facciamo 4 mesi, il 22 ottobre non si può fare più niente. Per me se la dottoressa non è capace di fare questi progetti di pagamento, dasse le sue dimissioni, se ne andasse, la stessa cosa il Presidente Oliveri, perché è una vergogna perché siamo pieni di debiti, dobbiamo pagare luce, casa, non si può andare più avanti. E sulla questione della mobilità in deroga interviene l'assessore regionale Federica Roccisano, sentiamo. E sulla mobilitazione dei lavoratori ex mobilità in deroga che, lo ricordiamo, da 4 mesi non ricevono nessuna indennità, interviene l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano che sottolinea penso che loro meritino delle scuse, io sono la prima che per carità sono disposta a farlo, però stiamo veramente lavorando per loro per fare in modo che ricevano le mensilità prima ovviamente della conclusione del progetto. L'assessore dunque precisa che si sta lavorando per risolvere il problema. Questi fondi che sono utilizzati per la prima volta dalla Regione Calabria perché l'abbiamo istituito noi questo reparto politiche attive e attualmente siamo solo Regione Calabria e Regione Toscana ad aver intrapreso questa strada. E ad oggi la convenzione c'è stata fatta, era stata comunicata il 31 luglio, poi non era stata registrata dalla Ragioneria Generale dello Stato perché sono dei fondi nazionali che l'INPS già ha, ma serviva lo strumento normativo per consentire all'INPS di utilizzarli non più per le politiche passive ma per le politiche attive. Lunedì c'è un incontro tra il direttore del Dipartimento Lavoro, il dottore Varone e il dottore De Felice dell'INPS regionale per verificare l'andamento dell'INPS e procedere con i pagamenti. Nel mentre noi però abbiamo fatto 2 comunicazioni ai comuni, la prima per avere la ricezione della rendicontazione e l'altra, la cosa più bizzarra, quella di riaprire i termini perché paradossalmente in una regione come la Calabria dove l'emergenza è veramente alta ci sono state delle vacanze, dei posti vuoti, circa 1 migliaio di posti vuoti in tutti i comuni e abbiamo dato la possibilità ai comuni di riaprire i termini e di ospitarne laddove in quasi diversi comuni ci sono stati dei posti liberi. Grande manifestazione a sostegno del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che adesso è indagato per l'utilizzo dei fondi usati per l'assistenza dei migranti. Vediamo. Un lungo applauso e l'abbraccio dei suoi immigrati hanno salutato l'inizio della manifestazione dedicata a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, indagato per truffa, concussione e abuso d'ufficio. Penso che non ho fatto male a nessuno, alla fine anche se ci sono state delle difformità burocratiche o che non seguono le linee guida delle linee guida dello SPRAR o delle prefetture, ma l'applicazione pratica è stata sotto gli occhi del mondo. Riace è stata la casa di tutti e abbiamo cercato di costruire anche delle opportunità del dopo progetto, sempre con le solite risorse dei 35 euro per creare processi di integrazione sociale ma anche economica. Il sostegno a Lucano arriva anche dalla Regione Calabria. Ricordatevi che ci sono 1000 modi di abbattere i simboli o di abbattere le persone che fanno il loro dovere e talvolta si ricorre a quei metodi che sono nella legalità ma che vengono però storpiati per finalità diverse, con tutto il rispetto per le autorità preposte. La gente, è inutile dirlo, è con il sindaco ed è arrivata anche con i pullman per sostenere il modello Riace. Questo modello è un sogno che è anche il mio sogno e sono venuta qui a sostenerlo e a capirlo. Perché secondo me è un simbolo che non deve essere distrutto. È onesto Lucano? Certo, io l'ho visto crescere, ho 80 anni. Quindi ha fatto bene per il paese? Dico che ha fatto bene. E anche per i migranti?
Quello per lo più. Che farebbero altri sindaci come ha fatto Mimmo Lucano, io sarei contento, invece che vanno a finire in pasto alla mafia, solo questo, basta. Riace oggi appare come un borgo molto originale dove la popolazione locale e gli immigrati riescono a convivere perfettamente. Qui bene. Quello qua? Sì? Sì, bene. Good. Giovanni is good. Ciao. Is good. Il modello Riace purtroppo adesso vacilla. Martedì mattina Lucano sarà sentito dai magistrati di Locri. Io non voglio che ci siano delle ombre, questo è il mio sforzo, oggi dovrò riuscire a trasmettere questo messaggio. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha illustrato lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Cosenza. Vediamo. Noi realizziamo non l'ospedale della città capoluogo, ma nella città capoluogo realizziamo un hub che deve servire la grande provincia di Cosenza e la Calabria e oltre la Calabria, una struttura ospedaliera moderna della quale oltre ad allocare le prestazioni ospedaliere fondamentali possa, come dire, essere consentito di riprendere il cammino delle eccellenze, delle specializzazioni di eccellenza e anche della ricerca. È stato questo il punto di partenza del presidente della regione Mario Oliverio nell'illustrare lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Le ipotesi in esame per la scelta del sito sono tre: quella di Vagliolise, indicata dallo stesso presidente Oliverio in quanto al centro di una serie di infrastrutture viarie, di mobilità e di trasporto, quella indicata dal sindaco Occhiuto che prevede la riqualificazione dell'area dell'Annunziata ed infine la terza soluzione indicata dagli stessi progettisti che riguarda l'area intorno allo stadio nei pressi delle cupole geodetiche. Le tre ipotesi, corredate da pro e contro e da un'analisi dei costi economici da sostenere, saranno esaminate in maniera oggettiva ed entro la fine di dicembre dovranno portare alla scelta definitiva del sito. Il progetto del nuovo ospedale di Cosenza punta a creare una moderna infrastruttura ospedaliera proiettata nel futuro e al passo con i tempi, ma dovrà anche essere riqualificata l'area dell'attuale ospedale dell'Annunziata per una nuova destinazione d'uso. La struttura dell'Annunziata, l'area che ruota intorno all'Annunziata dovrà essere il centro di una ipotesi di aggregazione dei servizi territoriali. Daremo incarico ai progettisti che hanno definito lo studio di fattibilità di definire una proposta di riuso appunto della struttura dell'Annunziata perché si realizzi lì la cittadella della salute e fare lì un centro di alta qualità appunto di prestazioni territoriali. Noi abbiamo sparse per la città di Cosenza sedi diverse, l'ASP sostiene solo per sedi nella città di Cosenza 800.000 euro all'anno, 800.000 euro all'anno che possono benissimo essere utilizzati come ratio di un mutuo per riqualificare appunto l'area dell'Annunziata per realizzare la cittadella della salute. Ora le nostre brevi di cronaca. Non saranno trasferiti da Milano a Rende i 74 lavoratori del call center Almaviva. L'azienda ha fatto sapere di aver accolto l'appello del governo a sospendere le misure adottate in attesa dell'incontro con il Ministero. Un 72enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un vicino di casa con una motosega. Il fatto è accaduto nella frazione Marina di Caulonia. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate. A far scattare l'allarme una telefonata al 112. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato un 60enne riverso a terra con evidenti ferite da taglio alle gambe. La lite è scaturita per futili motivi. Truffe sugli abbonamenti a riviste, 46 le persone indagate in tutta Italia nell'ambito dell'operazione del compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari, Milano, Bari e Reggio Calabria. Due ventunenni, uno di Scilla, l'altro della Repubblica Dominicana,
sono stati arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un'ordinanza del GIP con l'accusa di rapina aggravata, ricettazione e lesioni personali. I due sono ritenuti tra i responsabili di un'aggressione compiuta ai danni di un giovane il 25 settembre scorso. Alla vittima erano stati rubati il telefono cellulare, le chiavi di casa, gli occhiali e la patente di guida. A Gioia Tauro, adesso, dove è stato pulito il corso del fiume Budello, c'è massima attenzione sui corsi d'acqua dopo l'alluvione del 2010. Vediamo. Squadre di operai di Calabria Verde sono al lavoro a Gioia Tauro per la pulizia del fiume Budello, con la completa eliminazione dal letto e dagli argini di tutta la vegetazione spontanea che ostruisce il normale deflusso dell'acqua. In atto la prima tranche dell'intervento, da tempo chiesto e sollecitato dagli abitanti del quartiere Fiume Tre Palmenti. Interessa il tratto che va dal ponte della strada statale 18 al viadotto dell'autostrada, quasi al confine del comune di Rizziconi, per la lunghezza di circa 2 chilometri. Mentre il secondo intervento interesserà invece senza interruzioni di sorta il tratto ricadente tra il ponte di Via De Rosa e la Foce. Questa operazione era stata annunciata a conclusione di un incontro che si era svolto al comune intorno alla metà dello scorso mese di settembre, tenuto per predisporre una nuova convenzione tra la società che gestisce Calabria Verde e lo stesso ente per il riaffidamento dei lavori riguardanti la pulizia generale e metodica con cadenza predisposte del corso d'acqua che attraversa la periferia nord di Gioia Tauro, nonché possibili interventi straordinari ma ritenuti necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza degli argini. A tale scopo si era tenuto un tavolo tecnico conseguente alle denunzie piuttosto pressanti degli abitanti della zona, dovute soprattutto alla seria preoccupazione di possibili pericoli per la condizione del fiume Budello, letteralmente invaso da una foltissima vegetazione spontanea, oltre che da corpi estranei, spazzatura ed elettrodomestici fuori uso abbandonati dai soliti ignoti che con l'arrivo dell'inverno dopo i fatti del 2010 continua a fare paura. Infatti nel 2010 il fiume Budello esondò con violenza, provocando pesanti danni a cose e persone. Ogni anno in autunno i gioiesi, in particolare gli abitanti del quartiere Fiume, vivono con ansia il periodo, perché la paura che si possa ripetere lo straripamento di cui ancora si pagano le conseguenze è ancora grande. La protezione civile nelle piazze per informare sui rischi legati ai fenomeni naturali e consigliare la cittadinanza sulle buone pratiche per ridurre i pericoli derivanti dagli eventi sismici. Gianluca Pasqua. Io non rischio è la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. L'Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma l'esposizione individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti che la protezione civile suggerisce alla cittadinanza attraverso una manifestazione. Ci sono manifestazioni nelle piazze di tutti i capoluoghi d'Italia, qua in Calabria nei 5 capoluoghi. Alla manifestazione parteciperà anche il capo dipartimento che tra le piazze che visiterà quella di Reggio Calabria in particolare. Qui a Cosenza, avete visto, ci sono oltre 7 associazioni di volontariato che hanno organizzato stand, distribuiscono materiale e informano i cittadini appunto su quelle che sono le buone pratiche in caso di alluvione, in caso di terremoto e in caso di maremoto. Io non rischio 2017 è un'edizione speciale. La campagna si arricchisce di eventi legati alla conoscenza dei luoghi e dei rischi realmente presenti sul territorio, attraverso passeggiate urbane sulle tracce dei rischi, cacce al tesoro, eventi sportivi, in un'unica giornata di informazione e comunicazione. Diversi gli stand organizzati nelle piazze sui corsi principali delle città calabresi, una regione dove all'alto rischio naturale si sono aggiunte le complicanze derivanti da decenni di interventi antropici sconsiderati. Noi abbiamo l'organizzazione regionale, il Dipartimento regionale di protezione civile che sta appunto promuovendo queste iniziative al di là della giornata di oggi per informare e per organizzare bene la pianificazione dell'emergenza. Ci dobbiamo preparare, dobbiamo prevenire, è quello che cerchiamo di fare. L'intervento antropico, l'intervento dell'uomo è andato in questi anni, dagli anni 60, 70, 80, a peggiorare quella che è l'esposizione ai rischi del nostro territorio, perché si è costruito in aree dove non si doveva costruire, si sono tombati fiumi, si è costruito su frane, quindi oggi ereditiamo questo patrimonio di esposizioni e di rischio purtroppo e quindi dobbiamo cercare di convivere con questo rischio limitando i danni al massimo. Dopo 3 giorni è stata individuata la perdita d'acqua a Catanzaro, disagi per i cittadini del centro storico. In giornata la situazione è tornata alla normalità. Vediamo.
Cittadini in fila per rifornirsi d'acqua presso le autobotti messe a disposizione dalla Protezione Civile. È accaduto a Catanzaro, dove per 3 giorni i rubinetti sono rimasti a secco. Motivo? Una perdita sulla rete idrica comunale, individuata ieri sera in via Indipendenza. Per tutta la notte sono andati avanti i lavori per riparare il guasto. A rendere complicato l'intervento la presenza di tubi e cavi elettrici che ostacolavano lo scavo. Solo questa mattina alle 7:30 sono stati portati a termine i lavori. Certo che sono stati 3 giorni davvero da incubo per i cittadini. Tutto è iniziato mercoledì mattina, quando la zona è rimasta senza acqua per un guasto alla rete idrica. Il problema però è stato individuare la perdita, già perché è stato un vero e proprio rompicapo localizzare la rottura, in quanto non sono state evidenziate tracce d'acqua in superficie, e mentre gli operai tentavano di individuare il guasto, i cittadini del centro storico, per approvvigionarsi del prezioso liquido, facevano la spola tra le abitazioni e le autobotti. Ieri non è venuta nemmeno acqua a mezzogiorno, ma non lo so se arriverà oggi. Ho visto che un goccio d'acqua sta arrivando, penso che dovrebbe arrivare, ma qua siamo rovinati a Catanzaro. Speriamo che l'emergenza rientri il prima possibile, anche perché la cittadinanza ha bisogno di acqua, perché capisco che la situazione fra persone anziane, chi ha bambini, anche i locali, cerchiamo di dare una mano per quello che possiamo, per il resto si spera che arrivi quanto prima l'acqua a Catanzaro. Solo dopo 3 giorni di scavi e tentativi, alla fine la perdita è stata individuata e in giornata, assicurano i tecnici dell'ufficio acquedotti del comune di Catanzaro, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Cambiamo decisamente argomento. È iniziata la manifestazione Sapori d'autunno, ovvero la 37esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici. Siamo nel Cosentino, vediamo. Il taglio del nastro, la parata delle maggiorette di parenti e la distribuzione itinerante gratuita di uva ha aperto ufficialmente Sapori d'autunno, ovvero la 37esima edizione della Sagra del Vino e dell'Uva di Donnici. Fino a domenica prossima, nei 30 stand allestiti per la manifestazione, alla degustazione dei vini d'eccellenza, preziosa risorsa del territorio, saranno affiancati prodotti tipici di qualità. I Sapori d'autunno racchiude quello che c'è di storico, di tradizione, delle nostre eccellenze, quindi non solo il vino ma anche tanti prodotti che ci sono sul territorio di Donnici. Abbiamo un'enogastronomia d'eccellenza per cui ci stiamo puntando veramente tanto, il mio assessorato ci sta lavorando già ad iniziare dalla fiera di San Giuseppe scorsa, dove abbiamo puntato proprio sui nostri artigiani, sull'enogastronomia che sta andando veramente bene perché la gente risponde bene a questo tipo di eventi e poi i nostri prodotti sono veramente eccezionali. Portiamo questi prodotti anche fuori con i vari gemellaggi che stiamo facendo con alcune città italiane, quindi sono anche sul campo nazionale le nostre case vinicole. Tanti momenti di scoperta e di intrattenimento allieteranno le passeggiate dei visitatori che già dalla prima serata hanno affollato il suggestivo borgo alle porte di Cosenza. Infine è opportuno sottolineare che non serve raggiungere Donnici con la propria auto, in quanto l'Amaco ha istituito 3 bus navetta che partiranno da Piazza Mancini ogni ora. Da Cosenza a Castrovillari per il Festival dei Corti, vediamo. Seconda giornata del Festival dei Corti, 4ª edizione, evento inserito nel cartellone della 7ª edizione del Calabria Teatro Festival in corso di svolgimento a Castrovillari ed organizzato dall'Associazione Culturale Corea 2000 sotto la direzione artistica di Rosi Parrotta e quella organizzativa di Angela Miceli. 3 gli spettacoli andati in scena al Sibaris della durata di 30 minuti, valutati da una giuria popolare ed una tecnica. Ad aprire la seconda giornata del Festival dei Corti, Vinni a Omonno della compagnia da Marte Testo. È un romanzo siciliano che parla di questa coppia semplice, ma con una tensione che loro vivono all'interno dello stato, della sfera sentimentale, perché lui è una scorta e quindi vivono questa tensione ogni giorno all'interno della coppia che poi va a crinare anche i rapporti. A seguire Ilsel Stuttgart, vedova Kaufmann dell'Associazione Culturale Space, spazi di creatività eclettica. È la storia di un ragazzo che vive nel Berlino del 1984, quindi ancora in piena era comunista, in pieno regime, il muro c'è ancora e si fa sentire forte, come la presenza ingombrante di Honecker, a cui dedichiamo
diciamo, più di un passaggio del corto. Ha chiuso la seconda giornata del Festival dei Corti la compagnia teatrale Coperte Strette con Tiffany. Usando come pretesto Colazione da Tiffany, sia il film che il libro, noi parliamo di una coppia in crisi. La storia narra di Giorgio e Adriana che stanno insieme da 7 anni e una volta all'anno, il giorno del loro anniversario, giocano a mettere in scena la sequenza finale del film Colazione da Tiffany. Lo sport con i risultati della nona giornata di Serie C, Girone C, la Regina vince 2-0 sull'Andria, pareggio per il Rende a Bisceglie. E ora le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. L'Europa centro-meridionale è interessata da un vigoroso anticiclone di matrice subtropicale che sta favorendo una fase di tempo decisamente stabile e che sulla nostra regione continuerà a garantire un clima soleggiato e mite, ancora per diversi giorni. Infatti la colonnina di mercurio raggiungerà valori di diversi gradi superiori alle medie stagionali. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata possibili momentanee coperture per il passaggio di nubi alte e stratificate. Nelle ore notturne del primo mattino, sulle zone interne, potrebbero verificarsi anche foschie dense e banchi di nebbia in veloce dilatamento nella mattinata. Temperature stazionarie che continueranno ad essere al di sopra delle medie del periodo. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Domenica mari poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda, a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon weekend.